Sono le 15:30 quando sul Padovano comincia la nevicata prevista da giorni. Tutte le amministrazioni comunali avevano fatto scattare i piani antineve, 15 i mezzi impegnati nel solo capoluogo. Eppure qualcosa sembra essere andato storto. Fioccano le polemiche, soprattutto in città, per la mancata pulizia delle strade. 2 o 3 centimetri sono bastati per paralizzare un'intera città. Nel nostro viaggio abbiamo incrociato diversi incidenti e problemi alla circolazione. 2 gli spargisali incontrati, ma nessuna lama nonostante la necessità. Una viscida melma ricopre le vie del centro, rendendole pressoché impraticabili. A dare una svolta alla situazione ci ha pensato Madre Natura, con una pioggerellina purificante che ha permesso di sciogliere una buona parte della neve e visto che nella notte le temperature sono rimaste alte, si è scongiurato il rischio di formazioni di lastre di ghiaccio. Disagi a parte, la nevicata ha sicuramente scaldato i cuori, soprattutto dei più piccoli, introducendo questo Natale con un'atmosfera magica. Fisherman Channel News, Padova.